Il lupo perde il pelo ma non il vizio, si dice. Marco Penzo, il vizio di rubare non sembra avere nessuna intenzione di perderlo, nonostante le misure cautelari prese nei suoi confronti che lo dovrebbero aver posto sotto alcune restrizioni di movimento, ma che non gli impediscono di andare in giro a compiere furti ai danni di qualcuno. Stavolta è toccato a un box del mercato ittico all'ingrosso, controllato da videocamere di sorveglianza, che il marchetto Penzo lo hanno proprio colto sul fatto appena dopo le 4 del mattino. I cittadini che hanno a che fare con lui si chiedono cosa mai debba fare sto cristiano perché le misure prese nei suoi confronti diventino abbastanza restrittive da impedirgli di danneggiare le cose altrui o fare del male alle persone. L'amministrazione Armelao aumenta i buoni mensa, un aumento significativo, all'incirca il 30%. Questo avviene in un momento storico estremamente difficile, caro energie, caro bollette, caro carburanti. L'aumento impatta per 120.000 euro sul bilancio comunale, 40 per il bilancio di quest'anno, 80 per il bilancio del prossimo. Cifre in spesa corrente che possono essere recuperate. Noi avevamo fatto delle proposte, rinviamo l'assunzione dell'addetto stampa del sindaco e limiamo in maniera impercettibile la città, limiamo semplicemente qualche piccolo evento in modo da trovare queste cifre che oggi in spesa corrente hanno margine di essere recuperate. È una scelta politica, è tutto lì. L'amministrazione ha scelto di non recuperarle e di aumentare i buoni mensa. Noi proporremo un ordine del giorno per essere vicini alle famiglie, visto che le nostre soluzioni non sono piaciute a questa amministrazione, dove chiederemo due cose: una variazione di bilancio e quindi stare vicino alle famiglie che in questo momento più che mai hanno bisogno. Pensiamo a quelle famiglie che hanno 2 o più figli. E secondo, appunto, intervenire con una politica che cambieri in qualche modo i costi per tutti quei nuclei familiari dove a fare le spese dell'aumento del buono pasto sono realtà che hanno 2 o più figli, dove l'impatto è decisamente più devastante e più violento sull'economia di una famiglia. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Fino al 15 ottobre allo studio G1 in Calle San Giacomo a Chioggia si terrà l'esposizione di 2 artiste che vengono dal Padovano. Si tratta di Cheofe Ferrari e di Nahid Khaleg. La prima, Cheofe di Sarpi nel Modenesi, padovana di adozione, lavora con oli ed acrilici e altre tecniche. La seconda, Nahid, dipinge invece con l'acquerello. Anche per loro lo studio G1 è un'opportunità importante per poter esporre a Chioggia in uno studio messo a disposizione gratuitamente da Giorgio De Bei dell'Associazione Amici di Chioggia Città d'Arte. In cambio gli artisti che espongono lasciano una loro opera che andrà messa all'asta. La scorsa stagione il ricavato è stato dato in beneficenza all'Oratorio Salesiano di Chioggia. Con i quadri che erano stati donati dagli artisti erano stati raccolti circa 3.000 euro. Ma di una cosa bisognerebbe tener conto, cosa che ci si dimentica: chi mette a disposizione i locali ragiona davvero mecenate, rinuncia a un profitto per mettere a disposizione dell'arte e della cultura un suo proprio bene. Gli spazi, cosa di non poca importanza visto il valore al metro quadro di un locale in centro città, ma si sobbarca anche di tutte le spese accessorie come le utenze, e visti gli aumenti che anche la luce sta subendo in questo periodo non è una cosa da poco. Omaggiare ad ogni artista 15 giorni di spazio, luce e visibilità è un comportamento davvero mecenate. In questi tempi non si trovano molte persone che decidano di fare qualcosa senza avere nulla in cambio, ma quasi rimettendoci a favore dell'arte. Per cui chapeau, tanto di cappello.
lavori dei volontari della Protezione Civile partiti dal Veneto per l'emergenza nelle Marche si è concluso in questi giorni. L'assessore alla Protezione Civile del Veneto Giampaolo Bottacin, che si era recato nelle zone colpite dal catastrofico alluvione Senigallia e Ostra, ha affermato che la colonna mobile della Regione Veneto si è distinta per efficienza e preparazione. Il giorno dopo il sopralluogo della squadra di scouting del 19 settembre scorso erano state inviate squadre e mezzi, una sessantina di volontari e dipendenti della Regione Veneto in presenza continuativa, alternati nei turni. Il contingente ha operato fino al 2 ottobre scorso, dopo che un graduale rientro ha permesso a molti volontari di tornare. Complessivamente sono scesi nelle Marche 148 volontari veneti provenienti da 49 organizzazioni di volontariato e 3 distretti di protezione civile che hanno effettuato 755 giornate uomo. Un ringraziamento anche al Consorzio Alta Pianura Veneta che ha disposto ulteriori uomini e mezzi. Le operazioni sono state coordinate da 10 funzionari della Direzione della Protezione Civile regionale e da un funzionario della provincia di Belluno che si sono alternati nelle 2 settimane di presenza. Parlando in numeri, complessivamente sono stati impiegati 17 autocarri, 29 autoveicoli per trasporto persone, 14 mezzi con modulo AIB antincendio boschivo, 11 rimorchi, un mezzo radio, un mezzo sala operativa mobile, pale meccaniche, spazzatrici, motopompe, elettropompe, torri faro e generatori elettrici. Tutti gli intervenuti nella gestione dell'emergenza si sono contraddistinti per efficienza, disponibilità e competenza, ha concluso Bottacin, ricevendo numerosi riscontri positivi, tra i quali quelli anche del sindaco di Senigallia, che ha ripetuto più volte i suoi complimenti per il lavoro svolto dai volontari veneti. Anche se il cammino per tornare alla normalità è ancora in salita, dopo la buona notizia che l'attività è ricominciata nel capannone superstite e con il personale a rotazione, veniamo informati di un altro passo in avanti che sta venendo compiuto. La notizia ci giunge dalla zona industriale di Cavarzere tramite Giuseppe Arpicelli, editor di Cavarzere Online. Aziende addette specializzate su richiesta dell'amministrazione comunale hanno provveduto alla bonifica delle aree agricole confinanti con il perimetro del capannone e della bottecchia incendiato. È stato eseguito un lavoro importante da parte delle aziende di bonifica, riferisce Arpicelli. Sono state raccolte le acque dei fossi dove, per forza di cose, erano finiti tutti i residui portati dall'imponente massa di acque utilizzate per oltre 5 giorni per spegnere tutti i focolai dell'incendio che resistevano sotto le macerie. Il prossimo step sarà quello di capire quale sarà il destino del capannone, praticamente distrutto per la quasi totalità dall'incendio. Quasi sicuramente andrà demolito, con molta probabilità il costo di un ripristino sarebbe di gran lunga superiore ad una nuova ricostruzione. È stato firmato il decreto del governo per istituire la zona logistica semplificata, che coinvolge, oltre ai comuni di Venezia e Rovigo, 17 comuni polesani e che ha il proprio baricentro nel porto di Venezia e Chioggia. Una grande occasione di rilancio per i territori interessati e che all'inizio vedeva il comune di Chioggia escluso. L'obiettivo è quello di attrarre investimenti, in particolar modo nell'ambito di settori come la logistica, i trasporti e le attività produttive, attraverso una drastica semplificazione amministrativa e la possibilità di accedere a sgravi fiscali, oltre che a un piano di interventi regionali finanziati. Un percorso durato 2 anni, svoltosi con la collaborazione tra i ministeri competenti e la Regione. Un risultato che rende orgoglioso lo stesso Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e che cade in un momento particolarmente difficile per le imprese, i lavoratori e le famiglie, colpiti dall'esponenziale aumento dei costi energetici e delle materie prime. La ZLS Porto di Venezia e Rodigino rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo regionale. Le stime dicono che in 10 anni può produrre investimenti economici pari a 2,4 miliardi di euro, un aumento di 177.000 posti di lavoro, un incremento dell'export del 40% e dell'8,4% del traffico portuale. Sono numeri che dimostrano come la ZLS rappresenti un'occasione straordinaria di sviluppo per un territorio da tempo considerato in stato
stato di marginalità economica, afferma Zaia. Sono stati coinvolti in questi 2 anni Regione, comuni sul cui territorio la ZLS cade, la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, l'Autorità Portuale, la Città Metropolitana di Venezia, la Provincia di Rovigo, le principali associazioni di categoria e le associazioni sindacali attive sul territorio. È stato fatto un intenso lavoro che ha tenuto conto dei contributi di tutti e consentito di condividere con il territorio ogni singolo passaggio. Ora sarà necessario l'insediamento del comitato di indirizzo a cui spetterà il compito di assicurare alle aziende presenti nella ZLS gli strumenti per poter operare appieno e la promozione verso i potenziali investitori internazionali. Questo passo, la firma del decreto, ha affermato l'assessore Roberto Marcato, è il primo passo per il rilancio economico dei territori inclusi nella ZLS. Ora tutti i soggetti coinvolti devono attivarsi per arrivare agli obiettivi prefissi dal piano di sviluppo. Thank you.